Giada Zanola, la 33enne gettata dal cavalcavia Vigonza dal compagno, i funerali a Brescia, la sua città natale. A Vigonza il sindaco ha decretato il lutto cittadino. La tragedia del Natisone, in un nuovo video le immagini drammatiche del primo intervento di soccorso. Si vede un pompiere che si tuffa, ma per la forza della corrente non riesce a trarre in salvo i ragazzi. Tragico schianto nel pomeriggio in Val Fiorentina, comune di Selva di Cadore. Motociclista tedesco finisce contro un camion e muore sul colpo. L'autista del furgone che ha travolto e ucciso una ragazza in strada Ovest a Treviso potrebbe essere stato distratto dal telefono cellulare. La procura ha sequestrato lo smartphone, ma resta in piedi anche l'ipotesi del malore. Attimi di terrore nella notte a Legnago per un incendio in un condominio di 12 appartamenti. La donna si rifugia sul balcone, salvata dai pompieri, evacuato lo stabile. Borseggiatrici sempre più aggressive a Venezia. Monica Poli, la celebre Lady Pickpocket, è stata aggredita da due borseggiatrici che avevano smascherato ai piedi del ponte Calatrava. L'Arma dei Carabinieri festeggia i 210 anni dalla fondazione, cerimonia in tutto il Veneto con il bilancio di un anno di attività. A Padova è boom di denunce di donne maltrattate. Buonasera, il telegiornale del Veneto, ben ritrovati. Partiamo con il funerale di Giada Zanola che sarà celebrato domani in provincia di Brescia, dove la famiglia risiedeva. È la 33enne gettata dal cavalcavia dal compagno che oggi si trova in carcere. Partiamo da qui. Giada Zanola tornerà a Brescia per l'ultimo saluto. I funerali della 33enne gettata dal cavalcavia di Vigonza dal compagno Andrea Favero saranno celebrati domani alle 13:45 nella chiesa di San Silvestro a Folzano, quartiere di Brescia, dove vivono il papagino e i due fratelli Federica e Daniel. La cerimonia si terrà nel più stretto riservo. I familiari infatti non hanno autorizzato l'ingresso delle telecamere in chiesa. Anche durante la fiaccolata a Vigonza per Giada, papà e i fratelli hanno evitato di rilasciare dichiarazioni e sono stati protetti dal sindaco Gianmaria Boscaro da telecamere flash. Alle esequie della giovane mamma potrebbero partecipare i genitori del compagno Andrea Favero, che si trova in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Ieri Claudio, il padre del 38enne, durante il sopralluogo della polizia ha detto che vorrebbe partecipare. Penso di sì, valuteremo. A Vigonza domani, in occasione dei funerali a Brescia, ci sarà lutto cittadino. Con un'ordinanza il sindaco Boscaro ha disposto l'esposizione delle bandiere a mezz'asta su tutti gli edifici comunali. La cittadinanza, le istituzioni e i titolari di attività commerciali potranno abbassare le serrande o partecipare al lutto nelle forme che riterranno opportune. Ieri, durante il sopralluogo nella casa di Via Prati a Vigonza, la scientifica e la squadra mobile hanno sequestrato PC portatili e molti reperti prelevati anche dall'auto della coppia. La tragedia del Natisone mentre si cerca ancora il corpo di Cristian. Ieri l'apertura della camera ardente per le altre due vittime. Oggi un nuovo video dove si vede un pompiere eroe che si tuffa nel Natisone e cerca di salvare i ragazzi. Quel maledetto venerdì 31 maggio ha sconvolto tutta la comunità e ha devastato 3 famiglie, 2 che hanno riavuto dal fiume Natisone il corpo senza vita delle loro figlie e una che invece aspetta, ancora in preda all'angoscia, quel momento che strappa il cuore dell'abbraccio tra i ragazzi circondati dal Natisone che con impeto cerca di spingerli via. Scandagliando il web, anche grazie alle vostre segnalazioni, siamo in grado di proporre un video da un'angolazione inedita che ci permette di approfondire quanto accaduto in quei momenti concitati. Rispetto al video, che è diventato immediatamente virale su tutti i cellulari, in questa angolazione pubblicata dal portale francese Express Français possiamo vedere qualcosa di più. Innanzitutto si evince come il video sia realizzato successivamente nell'arco di tempo che gli inquirenti pare abbiano stimato in 5 minuti di intervento della prima squadra di soccorso. Lo si capisce dal fatto che ci sia una sfera di sole rispetto al precedente, ma anche e soprattutto che ci sia il primo intervento da parte dei vigili del fuoco. Non so se erano 3 o 4, non so, però avevano 2 imbarcazioni, un canotto giallo, era dove fare un'altra barca dietro. Stavano buttando dentro per operare fuori soccorso e naturalmente uno di loro si è buttato dentro, ma ha avuto il cavolo a tornare indietro. Era legato mi sembra, però ha avuto lavoro a tornare indietro. Credimi, era brutto da vedere, brutto veramente, non è facile. Come si vede dal video, proprio un vigile del fuoco, che chi conosce descrive come robusto, alto 1,90 m, si tuffa con il caschetto giallo e legato con una corda per cercare di raggiungere a nuoto i ragazzi. Il perché si debba andare a nuoto ve lo abbiamo spiegato con il letto del fiume vuoto nella giornata di sabato, dal momento che tra l'isolotto e la riva c'è un gran dislivello di profondità. Guardate qui c'è un dislivello abbastanza elevato, parliamo di diversi metri.
per cui una volta l'acqua raggiunto questo punto e riempito questo punto, è diventato impossibile per loro raggiungere dall'altra parte la sponda del fiume Natisone e mettersi in salvo. Il vigile del fuoco non riesce, nonostante la vigoria fisica, ad avere la meglio della fortissima corrente, tanto da fermarsi per forza di cose nemmeno a metà strada per non rischiare la sua di vita tra la riva e la colonna umana formata dai ragazzi, aggrappati strenuamente alla loro vita. Da terra la prima squadra di soccorso ha poi cercato di fornire delle corde, come poi successo dall'alto del Ponte Romano, quando la situazione era già forse degenerata. Quando si è sgretolata la colonna che avevano fatto loro, il ragazzo praticamente si è lasciato andare, ha visto le funi, tentava di beccare le funi, è passato intanto. La seconda ragazza uguale, ma l'altra andava verso di là, sì. E le fronde, si vedevano le fronde dall'acqua, ha detto forse quella arriva là, si becca e si trattiene là e va tutto bene. Invece si è girata e poi la corrente l'ha tirata anche lei. I ragazzi, stretti l'un l'altro, hanno provato a resistere fino all'arrivo delle ulteriori squadre di soccorso, ma farlo con un livello d'acqua così alto, con il fondale scivoloso e presumibilmente anche con i colpi ripetuti alle gambe da parte di sassi e altro materiale dal fondale del Natisone, si sono arresi, sciogliendo la colonna umana, come si vede nel video inedito che proponiamo. Il momento in cui la forza della natura e la violenza dell'acqua alla meglio su di loro, e una volta persa l'occasione per nulla semplice di aggrapparsi alle corde tese dal ponte, per i ragazzi poi non c'è stato nulla da fare, con Patrizia e Bianca restituite dal fiume e Christian che viene ancora ricercato giorno e notte. Siamo nel Veronese, una donna che si è rifugiata nel balcone al quarto piano di un appartamento in fiamme è stata salvata dai vigili del fuoco. L'incendio divampato la scorsa notte poco prima delle 22:30 al quarto piano di un condominio di 12 appartamenti a Legnago, evacuato l'intero stabile. 19 persone si trovavano all'interno degli appartamenti al momento del rogo. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. E poi c'è stato uno schianto mortale, siamo nel Bellunese, Val Fiorentina il comune, quello di Selva di Cadore. A perdere la vita è un motociclista tedesco che si è scontrato contro un camion. L'incidente è accaduto intorno alle 14:30 tra Selva di Cadore e Caprile, non ha coinvolto altri mezzi in transito. L'allarme ha mobilitato l'equipaggio del 118 di Pieve di Cadore. Ai sanitari non è rimasto altro che constatare la morte dell'uomo. I vigili del fuoco con le partenze dalla caserma di Agordo sono stati chiamati per il lavaggio della sede stradale. Il traffico è rimasto bloccato a lungo sulla provinciale per consentire l'intervento dei sanitari, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Travolta e uccisa in strada Ovest, probabile l'autopsia sul corpo di Giulia Mauri. È stato sequestrato il cellulare dell'investitore, l'uomo che alla guida del camion, sbandando, ha travolto la ragazza. Il cellulare del 22enne alla guida del furgone che ha travolto ed ucciso Giulia Mauri sarà analizzato dagli inquirenti. Il telefonino del giovane è stato sequestrato. Si cercano indizi, prove per ricostruire il drammatico incidente avvenuto in strada Ovest all'incrocio con via Pisa. Fra le ipotesi, quella che l'investitore possa essere stato distratto, forse, dal cellulare. Ma non si esclude nemmeno un malore, anche se non sarà facile provare che il ragazzo, come avrebbe riferito un collega, possa essere stato colto da un malore improvviso e temporaneo che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo, dal momento che questo non lascerebbe segni di tipo clinico. Fondamentali saranno le dichiarazioni, se vorrà farle, del 22enne che potrebbe spiegare cos'è accaduto in quel terribile momento. Il pubblico ministero sta anche decidendo di disporre l'autopsia sul corpo di Giulia, che potrebbe dare delle risposte sulla dinamica. Sotto sequestro ovviamente anche la bicicletta della vittima ed il furgone. Il giovane è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. È un atto dovuto, poi chiaramente si verificherà la dinamica. Le responsabilità sono tutte da verificare, ma proprio per poterle verificare occorre procedere a un'iscrizione nel registro degli indagati. Sottoposta ad analisi per verificare se fosse la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche. Si cerca di dare una spiegazione ad una tragedia che ha lasciato l'intera comunità sotto shock. Giulia, in sella alla sua bicicletta, stava andando a casa dai genitori per pranzo, si trovava sulla pista ciclabile quando all'improvviso il 22enne ha perso il controllo del furgone, l'ha travolta e trascinata dentro il canale. L'ennesimo incidente mortale nella Marca, l'ennesima vittima.
Sono tanti, sono veramente un'emergenza, ormai sono più di 2 anni che l'ho constatato, ma è molto più facile constatarlo che mettere in atto delle azioni che possano ridurli. L'appello del capo della procura a prestare massima attenzione alla guida, basta un attimo per strappare alla vita una persona. Si spera che un po' alla volta, anche facendo opere di educazione sui giovani, un po' alla volta il fenomeno si riduca. Non si danno pace i familiari di Giulia, chiusi in un dolore immenso, così come il fidanzato che sognava una vita, un figlio, un sogno che si è infranto in questo incrocio. E sono gravi ma stabili le condizioni di 3 dei 4 feriti di Galliera Veneta, feriti a causa delle esalazioni della cisterna di Catrame, 1 in ospedale a Treviso, gli altri 3 sono ricoverati a Padova. Leggeri segnali di miglioramento, o perlomeno di non peggioramento, nelle condizioni dei 4 feriti ricoverati tra gli ospedali di Treviso e Padova, dopo essere rimasti intossicati dalle esalazioni della cisterna di catrame liquido all'interno dell'azienda di Galliera Veneta, Alta Padovana. Le condizioni dell'operaio al Cafoncello di Treviso sono in miglioramento. L'uomo è sempre ricoverato in terapia intensiva, ma a breve dovrebbe essere trasferito in un reparto di degenza. Dei 3 ricoverati a Padova, invece, 2 sono sempre in terapia intensiva e le loro condizioni sono molto gravi ma stabili. Per loro occorre attendere, sperando di avere segnali di ripresa. Il terzo uomo invece è in osservazione. Per lui i medici sono molto più ottimisti e si prevede una guarigione più veloce. Intanto proseguono le indagini, la procura ha aperto un fascicolo e gli accertamenti riguardano naturalmente il rispetto delle norme di sicurezza e del corretto utilizzo dei sistemi individuali di protezione dagli infortuni di questo tipo. Ci sono 5 fermi nei confronti di altrettanti giovani di nazionalità marocchina accusati di rapina aggravata, tortura, lesioni permanenti ai danni di un connazionale senza fissa dimora. Fermi che sono stati eseguiti dalla polizia di Verona. Un sesto uomo è attualmente ricercato. Tutto è avvenuto nella notte in un edificio abbandonato di Verona dove la vittima stava dormendo. Il 26enne, vittima dell'agguato, si era reso protagonista lo scorso 19 maggio del vano tentativo di salvataggio di un ragazzo somalo finito nel canale Camuzzoni, che risulta tuttora disperso. In quel tragico evento era annegato un altro ragazzo originario del Benin. Siamo a Venezia con Lady Pickpocket, aggredita da una coppia di ragazze scoperte all'opera delle borseggiatrici ai piedi del ponte di Calatrava, Piazzale Roma. Questa ladra in mezzo a tutte le persone, perché non hanno proprio ritegno di nessuno, ecco, è partita con, io pensavo addirittura un pugno, poi guardando dal filmato è partita proprio con il cellulare a tutta forza, dandomelo in pieno viso. Prima lo spray al peperoncino, poi le botte. Questa volta Monica Poli, dei cittadini non distratti, ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Sono le 17:30 quando le viene segnalata la presenza di 2 borseggiatrici ai piedi del ponte di Calatrava sul lato di Piazzale Roma. Attenzione borseggiatrici! Pickpocket! Queste qua erano già 2 ragazze recidive, già prese nei 2 giorni precedenti dalle forze dell'ordine. Una ha estratto lo spray peperoncino dalla borsa dandola all'altra. Per fortuna mi sono accorta in ultima, però lo spray mi è arrivato, diciamo, a metà viso, non mi ha preso gli occhi. Attorno iniziano a radunarsi diversi passanti, tra cui l'assessore al commercio Sebastiano Costalonga, che cercano di fare da pacere in attesa delle forze dell'ordine, ma la situazione degenera comunque. E una di loro proprio mi è venuta incontro mettendomi le mani addosso sul collo. È partita proprio di cattiveria e io me ne sono accorta dopo e mi ha dato il telefonino in fronte. Monica Poli ha ancora dolore al viso. In fronte a un bel bernocolo le fa male una mano, ma non intende mollare, come gli altri cittadini non distratti che da anni si battono contro un fenomeno, quello dei borseggiatori, che nonostante gli sforzi rimane sempre grave. Noi cittadini non distratti, allora, oltre ad aver subito parecchie aggressioni, noi continueremo in questa, cioè noi vogliamo il cambio delle leggi, vogliamo la certezza della pena, anche perché c'è da dire una cosa, e se fosse capitato a una persona borseggiata, magari una persona anziana,
avrebbero usato, io credo che avrebbero usato, visto che si portano dietro lo spray peperoncino, a questo punto lo avrebbero usato e quindi sta veramente diventando sempre più grave la situazione, bisogna intervenire al più presto. 5 giugno, festa dei Carabinieri, ed è anche l'occasione per fare un bilancio dei reati. Andiamo a Padova. Registriamo una forte emersione di casi di denunce, di maltrattamenti, di abusi sulle donne. È un fenomeno che negli ultimi 12 mesi è aumentato in maniera esponenziale, perché sono aumentate le denunce soprattutto per quei reati spia che denotano un maltrattamento. 34 uomini arrestati tra 142 persone denunciate per reati che rientrano nel codice rosso, un aumento esponenziale, quello registrato in un anno dall'Arma dei Carabinieri, che in occasione della sua festa analizza l'andamento dei reati. Negli ultimi 12 mesi le denunce di maltrattamenti in famiglia sono cresciute del 74% e per atti persecutori del 33%. Dopo il caso di Giulia Cecchettin, le donne hanno preso consapevolezza e denunciano di più soprusi, violenze e stalking. Gli interventi dei Carabinieri di Padova sono quotidiani. Non passa giorno in cui noi non salviamo una donna vittima di abusi. Soltanto ieri abbiamo arrestato 2 persone per questi motivi, tra cui uno che si era presentato in prossimità del luogo di lavoro nonostante avesse già il divieto di avvicinamento. Negli ultimi 12 mesi sono cresciute le chiamate al 112. I Carabinieri nell'ultimo anno hanno risolto 6 omicidi. Importante anche il contrasto alle truffe alle anziane, aumentate del 13%, con interventi repressivi ma anche di prevenzione, con incontri di sensibilizzazione nei vari comuni della provincia. Stabili, in lieve diminuzione gli episodi di violenza minorile. Alta l'attenzione al contrasto allo spaccio di droga, con 105 arresti e oltre 15 kg di sostanza stupefacente sequestrata. Il nuovo allarme si chiama fentanyl, utilizzato come terapia per il dolore. È impegnata proprio a verificare l'uso e la gestione del fentanyl all'interno delle strutture sanitarie, perché il fentanyl è un potente oppiaceo molto pericoloso che negli Stati Uniti ha prodotto tantissimi morti, per cui è una sostanza, un farmaco che deve essere tenuto assolutamente sotto controllo per evitare che possa essere sottratto. 13 giugno è Sant'Antonio, le reliquie del santo volano intanto all'estero, riprende la cosiddetta peregrinazio, così le spoglie di Antonio stanno partendo per Stati Uniti, Canada e Australia. New York negli Stati Uniti, Toronto in Canada, Melbourne e Adelaide in Australia. Le reliquie di Sant'Antonio, dopo lo stop imposto dal Covid, riprendono a viaggiare fuori dall'Italia. Si chiama peregrinazio, ai frati vengono affidate diverse reliquie e loro le portano nelle comunità che le richiedono per avvicinare Sant'Antonio ai fedeli che per vari motivi non possono venire a Padova il 13 giugno. Il peregrinazio delle reliquie sono le reliquie di Sant'Antonio che vengono portate da un padre, vengono portate in varie parti d'Italia e anche d'Europa e del mondo. I fedeli cercano un contatto con Sant'Antonio e la reliquia offre la possibilità di un incontro fisico, reale, non virtuale. Tutti sappiamo che Sant'Antonio si può pregare da qualsiasi punto, diciamo, dove uno si possa trovare, ecco. Però le persone hanno piacere di avere questo contatto, chiamiamolo quasi fisico, con Sant'Antonio. Padre Mario in particolare andrà a New York e nel New Jersey portando con sé Sant'Antonio. Sant'Antonio, diciamo, andrà a visitare i suoi amici negli Stati Uniti tramite 2 reliquie. Una è una costicina di Sant'Antonio, una costicina che è molto vicina al cuore di Sant'Antonio, si chiama la costicina fruttante, e poi avrà un'altra reliquia che sono invece diciamo della pelle di Sant'Antonio. La costola ha un significato particolare perché è stata venerata da Santa Lucia di Fatima e nel 2000 dall'allora arcivescovo di Buenos Aires, oggi Papa Bergoglio. Vengono qui, hanno piacere posare la mano, diciamo, sulla tomba di Sant'Antonio proprio per avere questo incontro. Per loro è come dare la mano a Sant'Antonio. La stessa cosa avviene con le reliquie è come se Sant'Antonio andasse a trovare queste persone. Le reliquie partiranno tutte in queste ore per tornare a Padova tra una decina di giorni. Questo era il nostro ultimo servizio, ci fermiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia, dopo di noi TG Venezia, arrivederci.